sabbiosa all'interno di una serra, terra pronta per ricevere le piantine. Stiamo parlando di orticoltura, tema di questa puntata di Agricoltura Veneta, orticoltura in crisi, ma orticoltura anche come spunto per i bambini, per la scuola. E allora cominciamo con questo settore che, come tutti gli altri dell'agricoltura, sente i venti di crisi. Ne parliamo con Luciano Scarpa, orticoltore storico di questo territorio, di quelli che possiamo definire gli orti di Venezia. Buongiorno, intanto qui che cosa va a dimora? Questa sera metteremo dei peperoni a dimora che saranno in produzione nel mese di luglio-agosto. Diamo un po' i numeri della sua azienda per capire le dimensioni di chi fa orticoltura in queste zone. Sì, la mia è un'azienda che ha un 5 ettari di dimensione, un po' più grande delle altre. Le altre sono sui 1,5 ettari, 2 ettari, la media aziendale delle aziende del Cavallino. Noi facciamo prevalentemente pomodoro, peperoni e zucchini, 2 raccolti di zucchini, quello di prima stagione che siamo adesso in produzione e quello di seconda stagione che verrà in produzione verso il mese di agosto-settembre. Che venti ispirano per questi orti quest'anno? È il fatto che proveniamo già da 2 anni di Covid che non sono stati facili. Adesso abbiamo un po' anche la questione della guerra che non ci aiuta. Molti dei nostri prodotti che finivano nei mercati del nord, qui i nostri mercati vicini, venivano anche consumati dai paesi dell'est, dalla Russia. Adesso manca quella fetta di mercato e quindi ne risentiamo un po'. Grazie, adesso i titoli. Caro bollette e materie prime, turismo penalizzato da Covid e guerra in Ucraina mettono a dura prova le produzioni orticole del litorale veneziano. Tra aziende che chiudono e aumenti medi del 20%, la conversione degli orti della Serenissima in agriturismi e agricampeggi. Imparare sin da piccoli il valore e la fatica del lavoro sui campi. A Mirano riparte dalle scuole con il concorso della CIA la festa del radicchio rosso. Tra vetrate veneziane e la maestra Radicchio, i lavori in aula raccontati dagli scolari. Nuova ordinanza del presidente Zaia per la crisi idrica del Veneto. Massima attenzione ad ogni spreco, mentre i consorzi di bonifica razioneranno l'acqua a seconda delle colture e della loro fase fenologica. Fiore giallo-rosso che abbellisce giardini e terrazze, ma che è molto importante in erboristeria. È la calendula, ottima per tisane contro le infiammazioni, pomate per le scottature, ma anche per il mal d'amore. La benedizione delle macchine il giorno di San Giuseppe Lavoratore. È il rito tornato tra i campi della Bassa Trevigiana. Acqua benedetta per la fede, ma anche trippe per il corpo, in una festa che richiama le nostre radici contadine. La storia del Gandolfi della famiglia Corradin, nella rubrica dedicata ai vostri trattori. Da Castelminio di Resana, la scelta obbligata di chi andava a fieno tra Grebani e Caresoni. Luciano, che piantine sono? Questo è il peperone che andremo a mettere a dimora nelle serre che abbiamo appena visto. Noi facciamo il peperone che viene a maturazione, viene giallo o rosso. Le belle varietà, un peperone piuttosto grosso, quadrato, apprezzato insomma. Chi è il cliente che compra il vostro peperone? Noi conferiamo al mercato all'ingrosso, ma sappiamo, perché vediamo al mattino quando andiamo, che ad acquistare ci sono sì i fruttivendoli, i supermercati, ma ci sono anche chi apprezza del prodotto di qualità, tipo i ristoranti, quelli di lusso, dove va la gente che può spendere magari un po' di più, eccetera. È un prodotto che è apprezzato. Come deve essere presentato il prodotto? Ma soprattutto la qualità. Deve essere un prodotto prima di tutto bello, sano e buono da mangiare. Si cerca la stagionalità oppure bisogna a volte anche spingere sulle piante per riuscire ad avere produzioni magari anticipate come primizie? Non puntiamo tanto sullo spingere nel prodotto di farlo venire prima, eccetera, perché ci sono dei costi, perché per farlo venire prima devi avere i riscaldamenti, eccetera. Il gasolio, con quel che costa il gasolio adesso, non è più competitivo. Noi andiamo sulla stagionalità, prodotti di stagione, quindi è bene che anche il consumatore si abitua ad utilizzare i prodotti di stagione
avrà dei prodotti più gustosi certamente. E magari anche a prezzi più convenienti. Anche a prezzi più convenienti, sì. Adesso parleremo di prezzi subito dopo le notizie. Il presidente della Regione del Veneto ha firmato una nuova ordinanza con cui viene dichiarato lo stato di crisi idrica nel territorio regionale. Il territorio veneto presenta ancora una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali, sottolinea Zaia. Piogge praticamente assenti nell'ultimo semestre, depositi di neve sempre più ridotti e portate delle maggiori aste fluviali con trend negativo impongono la necessità di iniziare ad utilizzare l'acqua in maniera parsimoniosa, limitandone il consumo al minimo indispensabile. Nello specifico, l'ordinanza dispone che tutti gli utilizzatori di acqua ed in particolare gli operatori del settore agricoltura si prodighino in ogni iniziativa necessaria per un uso parsimonioso e sostenibile della risorsa idrica. In particolare viene stabilito che i consorzi di bonifica diano priorità al servizio irriguo nelle aree dotate di impianti a maggiore efficacia irrigua, tenendo conto anche delle culture e della loro fase fenologica. Capita da circa 10 giorni un fenomeno preoccupante che sta mettendo nuovamente alla prova i pescatori. Loro la chiamano in gergo acqua viva. Si tratta di una sostanza gelatinosa che compare in una quantità impressionante quando i pescatori raccolgono la rete durante la pesca a strascico. La rete compare completamente imbrattata, ma in alcuni casi la sostanza tende a soffocare anche il pesce più piccolo, come ad esempio le seppie. Il primo episodio è stato segnalato a 10 miglia a largo di Chioggia, ma il fenomeno si sta diffondendo a macchia d'olio, tanto che i pescatori si sono lamentati del problema a Caorle, ma anche nel delta del Po. Sono ancora aperte in Veneto le iscrizioni per il corso per diventare tecnici apistici riconosciuti e potersi iscrivere al registro regionale dei tecnici apistici. Il corso è organizzato dal Centro regionale per l'apicoltura dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e sarà tenuto online per la parte teorica e presso un'azienda apistica per la parte pratica. Il corso infatti prevede una parte teorica e una pratica per un totale di 30 ore, distribuite su 6 giorni con frequenza obbligatoria di almeno l'80% delle lezioni di teoria e del 100% di quelle di pratica. Le lezioni pratiche saranno di 3 ore distribuite su 3 giorni. Torna in discussione in Regione l'emergenza cinghiali sui Colli Euganei. In una lettera all'assessore di riferimento Cristiano Corazzari, alcuni consiglieri chiedono l'utilizzo di metodi di prevenzione quali i recinti, i chiusini e le barriere. La priorità è il ripristino della sicurezza di queste aree, la tutela delle zone rurali e dei centri abitati interessati. Questo al fine di evitare che la situazione degeneri in maniera incontrollata. Agire oggi per non arrivare alla necessità in un prossimo futuro di interventi con pesanti piani di abbattimento, concludono i consiglieri, mentre pur di salvare la semina del mais, alcuni agricoltori sono arrivati ad assoldare la vigilanza privata per sorvegliare i propri campi. Una particolarità degli orti della Serenissima sono i pomodori. Qui avete dei cuori di bue fantastici, vero? Sì, certo, è una varietà di cuor di bue, il cuor di bue verace, del quale noi ci produciamo anno per anno il seme. È un seme particolare, un tipo di pomodoro che è piuttosto grosso. La particolarità di questo pomodoro è che è molto gustoso. Su questo pomodoro qua molti ristoranti eccetera lo prendono perché poi magari lo tagliano, ci mettono 2 fetti di mozzarella sopra e così al crudo è buonissimo. Torniamo proprio alla piantina. In termini di costi ci sono stati degli aumenti? Sì, senz'altro. Parte ce la facciamo noi, ma parte l'acquistiamo da chi fa il vivaio, insomma. Anche loro hanno dovuto aumentare il costo delle piantine, ma non per guadagnarci di più, ma perché i costi sono aumentati a dismisura, insomma il gasolio è aumentato, i trasporti, i concimi poi sono duplicati, triplicati alcuni tipi di concimi. Quindi insomma non è più possibile che uno lavori sotto costo. E tutto questo è legato da che cosa, secondo lei? Parte dei concimi veniva prodotta all'est, lì in Russia, in Ucraina e quelle parti là, e quindi oltre a essere aumentati a dismisura, alcuni si fa fatica anche a trovarli. Lo stesso vale per i prodotti energetici, il petrolio, quella cosa là, tutto proviene da quell'area là, il gas eccetera, quindi... Quant'è che si è maggiorato il costo per voi? Sicuro un 20-30% sicuramente sono aumentate. Grazie, adesso è il momento della pubblicità. Seconda parte continueremo a parlare di orticoltura e di costi.
Uno zucchino quasi pronto per la raccolta per la seconda parte di Agricoltura Veneta, benvenuti. Vi stiamo raccontando l'orticoltura negli orti della Serenissima, luce ed ombre per quanto riguarda la produzione e per quanto riguarda i costi. Siamo nell'azienda di Luciano Scarpa, volto storico di questo territorio. Luciano, vedo gli zucchini già pronti, ma vedo anche di pomodori. Perché ci sono pomodori qua? Sì, questa è una prova varietale. Quasi tutti gli anni delle aziende di sementiere ci danno alcune piantine per fare delle prove per vedere se le varietà sono valide o meno. Qui ci sono 10 piante, come vedete. Questo è un cuor di buie. È una buona varietà da occhio esperto? Sì, penso di sì. Ecco, torniamo invece a parlare di questa, fra virgolette, crisi. Voi siete però ottimisti, perché tutto sommato Venezia ce l'avete a due passi e comunque è un mercato che tira sempre. Sì, dicono che l'imprenditore ha il dovere di essere ottimista. E noi siamo ottimisti, però il fatto che veniamo da più anni di crisi sull'orticoltura. Qui nel litorale molte aziende si sono indirizzate verso la multifunzionalità dell'impresa, cioè alcuni fanno vendita diretta, alcuni hanno aperto agriturismi, agricampeggi per dare dei servizi ai turisti e per cercare di guadagnare qualcosa in più, insomma. Le aziende cercano di fare la qualità migliore, alta qualità, perché è un prodotto che effettivamente ha un qualcosa in più. Dovuto alla salinità un po' dei nostri terreni, la particolarità, noi siamo una piccola fetta di terreno tra mare e laguna e quindi la terra ha un certo grado di salinità che dà un gusto particolare ai nostri prodotti, sono più buoni insomma. Però la multifunzionalità sarà sicuramente una strada da seguire. Speriamo bene. Grazie, adesso noi ci fermiamo con il nostro Renzo Gatto, dopodiché ci sposteremo in una scuola proprio per parlare dell'agricoltura vista proprio dal punto di vista dei bambini. Maggio, mese dei fiori. Possiamo anche piantare delle piantine unendo l'utile al dilettevole. Faccio l'esempio del fiore di calendula, perché uniamo l'utile al dilettevole. Il dilettevole perché è un fiore molto bello, che può essere piantato in mezzo al campo, può essere piantato anche in un vaso e messo in terrazzo. L'utile perché possiamo preparare delle tisane e dei decotti. 5 grammi di fiori di calendula in circa 150-200 ml d'acqua, facciamo bollire, poi filtriamo e con quest'acqua imbeviamo delle gasi e possiamo fare degli impacchi. Vi do la formulazione di una crema lenitiva a base di calendula e camomilla. Prendiamo 20 grammi di fiori di calendula freschi, li mettiamo in un vasetto e li copriamo con olio d'oliva. In un altro vasetto mettiamo altri 20 grammi, però questa volta di fiori di camomilla, sempre freschi, e li copriamo con dell'olio d'oliva. Li mettiamo a bagnomaria e li scaldiamo senza mai superare i 40-45 gradi. Dopodiché li mettiamo in un unico recipiente, facendo bene attenzione di spremere bene. Aggiungiamo un 20 grammi di olio di jojoba e 80 grammi di burro di karité. Mescoliamo il tutto fino a ottenere una bella massa cremosa. Una crema lenitiva nel caso di piccole ustioni, irritazioni, nel caso di infiammazioni cutanee. Il fiore di calendula possiamo anche conservarlo. Viene reciso proprio alla base del fiore, va asciugato da eventuale rugiada, lo avvolgiamo in carta assorbente, dopodiché lo lasciamo al sole fino a che non è chiaramente secco. Lo conserviamo in recipienti di vetro. Termino con una curiosità. Anticamente la calendula veniva utilizzata anche come rimedio per le pene d'amore. Questo perché, avendo un effetto lenitivo, si pensava potesse essere utile sia per il corpo sia per le pene dell'anima. E ci siamo spostati a Campocroce di Mirano perché? Perché CIA Venezia premia dei bambini. Direttore, perché avete portato qui il premio? Per una questione proprio di rispetto del lavoro, perché il concorso appunto prevedeva che le scuole preparassero dei progetti e dei lavori proprio per risaltare il radicchio come prodotto principe del territorio del milanese, premi che venivano poi presentati durante la festa del radicchio la prima domenica di gennaio. Causa cosa
Covid la festa è stata annullata, ma i lavori erano stati fatti, siamo venuti proprio qua in loco per premiare proprio il lavoro fatto da loro. Questo è un plesso dove il significato di comunità educante è fondamentale, quindi tutti i bambini, i docenti, i collaboratori, le collaboratrici scolastiche e anche le famiglie hanno collaborato in questo percorso. È un percorso che ha come elaborato finale un elaborato artistico, ma alle cui fondamenta ci sono, alle cui basi ci sono gli aspetti educativo-didattici. E quindi il percorso didattico che è comprensivo anche dell'educazione alimentare. È bello che la Confederazione Italiana Agricoltori sia andata in ciascuna scuola e abbia comunque premiato i lavori, l'impegno, e perché fa parte, come dire, del fare comunità, è quello che ci è mancato in questi 2 anni. Quanto conta il settore primario nell'economia del suo comune? Beh, molto. Noi abbiamo il primo istituto del territorio veneziano, che è l'Istituto Lorenz, proprio l'istituto per l'agricoltura, ed è un istituto nato a metà degli anni 60 e gli allora amministratori hanno anche investito risorse, ma adesso ci sono 200 iscritti nel settore proprio dove si fanno le coltivazioni e non bastano più gli spazi e neanche i terreni, per quello li stiamo aiutando per ampliarli e ne siamo davvero molto orgogliosi, quindi vuol dire che è una professione di nuovo sentita in cui i giovani credono, e questo ci fa molto piacere. Grazie, adesso Adriano Favaretto. Oggi vi parliamo come poter razionalizzare dei piccoli giardini senza mettere grandi alberi che poi bisogna tirarli via perché creano problemi. Gli spazi sono questi e bisogna mettere piantine piccole. In questo caso abbiamo un acero, delle azalee, delle ortensie, però l'amico Gigi ha fatto anche un'altra soluzione, l'utile al dilettevole. L'utile in questo spazio piccolo ha creato una vasca con delle cordonate riempita di terra e ci ha piantato pomodoro. Questi poi nel crescere fanno anche una bella siepe. A fianco ha seminato del basilico, ma chi vuol mettere può mettere l'insalata, può mettere la rucola, può mettere altre piante, perché nel frattempo che questi crescono e ci vuole più tempo a portarli a fruttificare, l'insalata in 30 giorni si raccoglie. Quindi partiamo dal giardino perenne, diciamo così, con arbusti e le solite cose, e andiamo a un giardino invece stagionale. In autunno c'è la possibilità di tirar via tutto, vangare, rimuovere il terreno, riossigenarlo, riconcimarlo. Se avete intenzione di mettere qualche altro prodotto, bene, altrimenti lo lasciate a riposo e lo riprendete per la primavera prossima. Mi raccomando, fate sempre un buon lavoro. E siamo con i protagonisti, ovvero i bambini. Valerio, l'ispirazione per quest'opera da dove vi è nata? Perché una maestra che ci insegnasse le fasi e come si fa il radicchio. Viola, ma allora che cos'è una professoressa, una maestra che vi insegna? Maestra. Volevo capire meglio della gonna, come mai l'avete pensata così? Allora, perché assomiglia più al radicchio quando è stato seminato, mentre quello rosa per quando è stato già venduto. È stato un lavoro scolastico, l'abbiamo fatto tutti insieme e facendo ognuno la propria parte è venuta un'opera d'arte. I più piccoli hanno fatto... Le cose più piccole? Sì. E voi che siete un po' più grandi? Abbiamo fatto delle cose un po' più grandi. Ci abbiamo messo tantissimo impegno, tantissimo, e abbiamo mescolato tantissimi viola, 5-6 tentativi, tantissimo, e però dopo ci siamo riusciti. Ma qui vediamo 2 lavori, perché voi avete fatto anche un lavoro gli anni scorsi. Qui cosa avete voluto raccontare? Abbiamo voluto raccontare che ci sono varie tipologie di radicchio. È un lavoro che abbiamo fatto in terza con diverse maestre e è un lavoro che rappresenta le vetrate di Venezia e
per mettere a risalto i diversi tipi di radicchio. Anna, lo vedo scritto variazioni sul tema, perché? Perché non c'è solo quello di Treviso e ci sono tipi di varietà, tipo quello di Chioggia e di Castelfranco. Questi bambini hanno curiosità dell'agricoltura? Sì, hanno fatto tantissime domande riguardo proprio il processo dell'imbianchimento. Hanno voluto vedere video, abbiamo portato a scuola il radicchio, diciamo, appena colto, prima ancora dell'imbianchimento. Abbiamo fatto vedere e toccare con mano quello che poi loro hanno creato con la carta. Grazie, adesso è il momento delle previsioni. Aria umida fluisce su tutte le nostre zone, ben evidente dalla carta del tempo. Vedete, l'anticiclone delle Azzorre è troppo arretrato sull'Atlantico e permette sul suo bordo orientale, dove si indebolisce, una discesa di aria fredda, aria umida, in cui si formano sistemi perturbati che investono un po' le nostre zone, almeno nelle prossime ore. Già abbiamo visto, ecco, in queste ultime ore gli effetti con precipitazioni abbastanza diffuse. Diciamo che quindi prevediamo, dopo le piogge di sabato mattinata, metà mattinata, prevediamo un miglioramento che ci accompagnerà per la seconda parte di sabato. In serata avremo un temporaneo peggioramento, quindi sarà possibile ancora qualche pioggerella residua. Per domenica una variabilità accentuata, l'anticiclone continua a spostarsi su di noi, però la situazione si aggiusta, passatemi il termine, lentamente, quindi avremo una nuvolosità irregolare e le probabilità non sono alte, almeno in pianura, ma c'è la possibilità di qualche brevissima precipitazione, più probabile sui rilievi o a ridosso dei rilievi. La tendenza però è un miglioramento, l'anticiclone poi si estenderà definitivamente su di noi e garantirà tempo stabile per tutta la prossima settimana, quindi all'insegna del tempo soleggiato, una nuvolosità cumuliforme perché la temperatura aumenterà e nulla più. I venti intanto per le prossime 48 ore saranno deboli, di direzione variabile, con localmente qualche rinforzo, soprattutto nella giornata di sabato e nella prima parte di domenica. Le temperature, temperature minime saranno costanti anche nei prossimi giorni, 13-14 gradi. Le temperature massime per sabato abbiamo avuto un 22-23 gradi, da domenica aumentano e addirittura la prossima settimana saranno oltre i 25 gradi, 25-26 gradi in pianura, quindi un aumento sensibile. Con questa situazione almeno nei prossimi 2-3 giorni l'Alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. E per tirare le somme di questa puntata ci siamo spostati nell'azienda della Presidente di CIA Venezia, Federica Sendo. Presidente, abbiamo sentito gli orticoltori, il grido d'allarme per quanto riguarda i prezzi e i mercati, abbiamo visto però anche i bambini, futuro anche per l'orticoltura. Insomma, dove va l'orticoltura della provincia di Venezia ma del Veneto in genere? Diciamo che come tutti i settori ha risentito notevolmente sia della crisi legata alla guerra sia alla pandemia e tutto ciò che ha portato con sé. Stiamo lanciando degli SOS da tempo, c'è il rischio che più di qualche azienda chiuda. Voi come CIA Venezia siete andati anche dal prefetto e avete portato queste istanze? Abbiamo sentito che 2 giorni fa la conferenza stampa di Draghi ha prolungato il credito d'imposta per il carburante per trazione, ma ha inserito anche il gas che viene utilizzato per riscaldare le serre e per l'utilizzo dei terzisti, per cui questo è un piccolo tassello, un piccolo traguardo che anche CIA Venezia ha portato a casa dopo l'incontro con il prefetto. È sufficiente? No, non è sufficiente, perché la crisi è talmente grande che non basta questo piccolo intervento per sostenere non solo il comparto orticolo ma l'intera filiera agroalimentare. Vediamo anche però il lato positivo, questi bambini che abbiamo incontrato, questa voglia di disegnare l'agricoltura. Abbiamo soprattutto dato uno sguardo verso il futuro, quindi il lavoro fatto in gruppo
che ha fatto capire ai bambini quello che è il lavoro effettivo che ogni giorno viene fatto dagli agricoltori. Insomma, un messaggio di positività, vogliamo chiudere così, con positività nonostante tutto. Sì, bisogna vedere il lato positivo di queste cose, altrimenti non abbiamo carburante per andare avanti. Noi adesso, prima di concludere, ci vediamo un servizio dedicato a un evento storico per certi versi, ma anche religioso. Sono tornati a faticare i campanari della chiesetta di San Martino. Sono tornati col sorriso di chi richiama la gente del proprio colmello alla messa della domenica in un giorno davvero speciale per questa comunità. Perché qui sono 3 i santi chiamati in causa. San Biagio, primo titolare di questo comune lungo la Trevigiana Callalta, rappresentato dal sindaco. San Martino, per la chiesetta pare risalente all'arrivo dei barbari e alla fuga anche da qui verso la palude diventata Venezia. E San Giuseppe Lavoratore, titolare del 1° maggio. E qui da sempre ci si ritrova per far benedire gli attrezzi del mestiere, in quel rapporto con Dio e con la propria coscienza che ogni lavoratore scandisce ogni santo giorno. Ieri intorno alla chiesetta erano carri e cavalli, oggi per più automobili, che considerando cosa accade sulle nostre strade, tutti hanno portato qui perché vengano aspersi di acqua santa. La nostra fede cristiana è fatta di segni. Siamo noi cristiani che rischiamo spesso di uccidere i segni, di uccidere la simbologia cristiana. Credo che un momento come questo, così vissuto intensamente, che la gente desidera, nasce dal cuore e nasce dalla fede della gente. Segni che sono le nostre radici, scriveva Ulderico Bernardi nei suoi appunti sulla civiltà contadina veneta. E proprio per questo, come la candelora o l'ulivo benedetto, devono essere difesi dal freddo pragmatismo della logica digitale. È il luogo, il tempo di questa piccola frazione nostra, ma che vuole rappresentare ciò che sa dare la socialità del nostro territorio. Segni di fede ma anche segni laici, perché tra campi e aie non ci può essere festa senza banchetto. Ecco dunque le triple offerte da mezzo secolo ai viandanti dalla famiglia che anche con il restauro della chiesetta qui tra Sile e Piave è la vera anima di questo rito di comunità. Questa tradizione nasce da Silvano Falopa. Ma perché avete deciso proprio la trippa il 1° maggio? Ma siamo partiti così dal 1° maggio, i lavoratori, noi siamo lavoratori. Presidente, cerimonia religiosa ma anche laica, tipica della nostra agricoltura. Sì, l'attaccamento alla terra, l'attaccamento ai nostri prodotti, ma anche insomma all'aspetto religioso sono degli aspetti che convivono da sempre. Però è importante che questi riti continuino ad esserci per non dimenticare le nostre radici. È importante che le tradizioni rimangano nella continuità e nella tradizione. Grazie Presidente, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la lasciamo a Domenico Corradin, che ha un trattore davvero particolare. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, mi sono Domenico Corradin, figlio di Tony Corradin, per chi che conosce, nato a Castelminio di Resana. Questo qua è un Gandolfi marziano, 22 cavalli, fabbricato a 100 de Ferrara. Dovrebbe essere 5 in tutto quanto il territorio qua. L'anno suo di questo trattore qua è del 1959 e noi altri abbiamo acquistato nell'anno 1966, in quanto avevamo il BCS per portare a casa i carri di fene e panogge, ma siccome che abbiamo dei campi in mezzo ai grebani che passando per i carrelloni ogni volta si ribaltava il carico. Con questo trattore qua rinnovare il modo di lavorare i campi, perché la mattina prima di andare a scuola bisognava svegliarsi e venire su a sapere prima roba, perché che era anche quello, fare fuori le ame, perché chi da venire a arare alle 8 la mattina, sicché sveglia presto e fuori per i campi. Dopo arriva questo trattore, cioè, le robe si cambiavano perché prima paremmo fuori le ame per i campi e si impiantava sempre, invece con questo qua è stata tutta un'altra faccenda. È una roba usata sicura perché guarda, io ancora adesso che siamo sul 2022 e mi diverto ancora adesso. Sono orgoglioso di averlo, mi merito da mio papà che a quell'epoca lo ha comprato e mi ho saputo mantenerlo fin adesso. E finché che sono
e vive insieme con me. Bon, adesso finisco con un proverbio sul mese di maio. Allora, maio tutto vento, pipaia che frumento. Maio, quei giorni sutti, miele e frumento per tutti. Vi saluto tutti e vuoi arare l'orto.